gasivora ed energivora. Definisce così la sua azienda Marco Trevisan, dal 2015 socio e adesso proprietario di questa impresa alle porte di Massanzago, specializzata da mezzo secolo nel trattamento termico dei metalli e in altre lavorazioni come la sabbiatura, la verniciatura, la sbavatura. 400 aziende clienti, 32 dipendenti, un fatturato che nel 2022 punta a superare i 5 milioni di euro e che la ripresa post-Covid l'ha toccata con mano e adesso si trova a fare i conti con prezzi del gas e dell'energia elettrica mai visti. In 12 mesi l'energia è aumentata del 300-350%, parlo di prezzo base rispetto a quello di oggi. Il gas è aumentato del 400-450%, quindi cose senza precedenti nella storia. Fortuna, intuito, l'anno scorso ho bloccato una parte dei nostri fabbisogni con un contratto a lungo termine che ci protegge, ci proteggerà anche nel 2023. Certamente anche solo la parte residua ci porta a aumenti dei costi che sono senza precedenti. Con un esborso per energia e gas in tempi normali di 800.000 euro l'anno, la strada percorribile è stata una sola: aumentare i prezzi delle lavorazioni. Devo dire che in passato abbiamo dovuto combattere per aumenti marginali del 2-3%, in questo frangente i nostri clienti hanno capito, hanno compreso e hanno digerito quasi senza battere ciglio aumenti di un ordine di grandezza superiore. L'energia da fonti rinnovabili non è la soluzione, quantomeno immediata, per aziende come la sua, spiega l'imprenditore. Un impianto fotovoltaico che coprisse un capannone come il nostro, che è di 10.000 metri quadrati, non arriverebbe a coprire più del 20% del nostro fabbisogno di energia elettrica, quindi come può capire, con un costo significativamente alto non sarebbe una soluzione nel breve, probabilmente nemmeno nel medio termine. E voi siete grandi consumatori di gas. E noi siamo grandi consumatori di gas, per il quale l'alternativa ad oggi è del tutto inesistente. Un futuro molto incerto, senza un deciso intervento del governo, con ristori simili a quelli post-Covid del 2020. C'è un rischio di sopravvivenza per molti di noi, so di bollette per chi non è riuscito a bloccare i prezzi, so di bollette che sono quadruplicate, quintuplicate, causando blocchi fermi della produzione. Personalmente sono ottimista, lo sono di natura. Di sicuro un aiuto dello Stato in questo momento è indispensabile per aziende come la nostra, che hanno costi di energia e gas che coprono il 20-25% del fatturato.